Abbiamo inaugurato la live demo di SMACT, Competence Center del Nord-Est, in Varzila, in collaborazione con i nostri partner industriali e della ricerca del Friuli Venezia Giulia. Che cos'è la live demo SMACT del Friuli Venezia Giulia? È un progetto per l'utilizzo del cosiddetto gemello digitale, il Digital Twin, nelle imprese, partendo dalle grandi, che appunto sono Varzila, Danieli, Electrolux e Brovedani, facendo esperienza per gli industriali e per la ricerca, SISSA, Università di Trieste, Università di Udine, e mettendo questa esperienza, questo know-how accumulato e questa capacità di costruire modelli di gemelli digitali di prodotti e di processi a disposizione di tutte le imprese. Cosa vuol dire? Che chi contatterà SMACT, chi contatta SMACT troverà dei corsi sul Digital Twin e quindi come utilizzare gli algoritmi avanzati per migliorare la produzione, per migliorare il ciclo di progettazione dei nuovi prodotti, li troverà disponibili da noi e saranno erogati proprio da questi partner che hanno fatto l'esperienza sul campo e quindi saranno in grado di assistere, di spiegare alle piccole e medie imprese e di assisterle nel processo di digitalizzazione al loro interno. Ecco, il Digital Twin è un tema molto avanzato, molto innovativo, ma è un tema a cui bisogna iniziare a essere preparati come molti altri nella transizione digitale, perché diventerà pane quotidiano per tutte le imprese dei nostri territori. Salve, benvenuti. Oggi siamo in Varzila Italia e questa è l'inaugurazione di uno spazio collaborativo all'interno del Competence Center del Triveneto, la live demo Odissea 4.0 focalizzata sul Digital Twin. Questi spazi sono spazi che Varzila ha messo a disposizione del territorio per fare co-creation, quindi qui metteremo a disposizione non soltanto gli spazi per riuscire a sviluppare insieme delle soluzioni, ma anche tecnologie, anche competenze, anche soluzioni che abbiamo sviluppato all'interno di Varzila per la digitalizzazione del manufatturiero. Questo perché crediamo che condividere conoscenza faccia crescere tutto il territorio e se il territorio cresce possono crescere anche le aziende, grandi imprese e piccole imprese del territorio. L'altra è che una volta che riesco a connettere le varie imprese in un ecosistema e riesco a dare delle soluzioni comuni ho tanti dati. Con questi dati io posso creare dei piccoli gemelli di un pezzettino di processo o di un prodotto o di una particolarità che riescano a farmi capire e prevedere in anticipo come possa evolvere la mia lavorazione o il mio prodotto e riuscire a prevedere dei problemi e quindi migliorare e velocizzare la parte di decision making. Questo è quello che si fa all'interno della live demo con le risorse di SISSA, dell'Università di Trieste e delle Università del Triveneto. Partiamo dai dati che siamo riusciti ad accumulare con i sistemi che abbiamo sviluppato e che stiamo anche cercando di estendere alle nostre piccole e medie imprese e da quei dati cerchiamo di creare dei piccoli modelli che aiutino a prevedere come possa essere l'evoluzione in positivo o negativo di un processo di lavorazione, pensiamo a una lavorazione meccanica, o ottimizzare l'intera supply chain. Quindi questo è uno spazio in cui condivideremo soluzioni, conoscenza e invitiamo tutti quanti, che siano università o piccole e medie imprese, a venire qui a risolvere insieme i problemi.